Buonasera, martedì 30 giugno, sono le ore 21 e qualche minuto, sono Matteo Grigoli e anche questa sera siamo con l'appuntamento 4 domande A. Questa sera si parlerà di viticoltura e tutto ciò che è il mondo del vino visto da un punto di vista femminile. Infatti abbiamo con noi Roberta Bricolo, imprenditrice vitivinicola da Custozza, e la introduciamo subito. Buonasera Roberta e benvenuta a 4 domande A. Grazie Matteo, grazie mille e buonasera anche a tutti coloro che ci stanno vedendo, ascoltando e siamo a disposizione per domande e curiosità. Eccoci pronti. E allora partiamo subito a 1000. Sempre più donne stanno diventando imprenditrici di successo nel mondo enogastronomico. Come lo spieghi questo cambio di tendenza? Bene, per fortuna direi. Allora, dalla mia parte, io che sono produttrice o vignaiola, come la vuoi chiamare, o titolare di un'azienda di vino, posso dire che come donna ognuna di noi porta le proprie sfumature, sensibilità, come dire, visioni e valori che giocoforza sono diverse da quelle di voi maschi, nel bene e nel male. Quindi è un plus che coniugato con il mondo del vino, devo dire negli ultimi anni sta vincendo. Questo perché naturalmente vediamo tante donne, a mio avviso, in diversi ambiti che emergono per diversi tipi di competenze. C'è l'enologa, ma c'è anche l'esperta di marketing, quindi la comunicazione, le grandi distributrici e venditrici di vino, le sommelier, anche coloro che disegnano il packaging delle etichette dei vini, che è fondamentale, come sappiamo in questo momento. Quindi, perché funzionano le donne in questo settore? Proprio per il nostro modo di essere, mi permetto di dire. Quello che può distinguerci è anche una capacità di ascolto, se vogliamo, di collaborazione nel nostro team, nel nostro gruppo. Per me, faccio l'esempio del mio caso personale, essendo l'unica titolare, essendo solo in azienda come proprietà, ho un gruppo di ragazzi che sono per me fondamentali, sono bravissimi e meritano e vengono valorizzati, e talvolta si dimentica quanto è importante il contributo di chi è intorno, e quindi a mio avviso le donne possono anche essere attente da questo punto di vista. Poi l'accoglienza, una donna sa anche essere molto accogliente, chiedo scusa. Parliamo di enoturismo anche nel campo del vino, quindi noi siamo a disposizione del consumatore finale, ma anche del turista di passaggio, di chi vuole approfondire la conoscenza di vini, e studiamo, mettiamo in atto diverse proposte che proprio a seconda della sensibilità di chi si approccia alla cantina, al nostro settore, può scegliere effettivamente. In questo credo abbiamo tante idee da mettere in pratica. Se invece parliamo proprio di vino, che cosa può cercare una donna a differenza di un uomo? Che differenza può avere? Potrei dirti l'armonia di un vino. Che cosa mi piace? Non c'è solo la potenza, d'accordo? E quindi vuol dire tecniche di affinamento. Non ci sono gli estremi nel lavoro di diciamo, nel prodotto cui mira una donna, o cui miro io in particolare. Ci vuole il carattere, ma l'armonia nel suo complesso. E in questo settore, sai, poi noi donne per emergere, per essere all'altezza, inconsciamente siamo maniacali nei dettagli, dunque proprio ce le giochiamo tutte le carte che abbiamo a disposizione. Pertanto credo che il mondo del vino sia stato proprio il punto di partenza per tutte le donne, ecco. Ritornando alla questione armonia, il tuo paesaggio, le colline di Custozza, diciamo che l'armonia regna sovrana in queste dolci colline ricoperte di vigneti, e appunto pensando alla tua zona del Custozza e guardando il tuo sito, ho trovato delle frasi che mi hanno solleticato un'idea, una domanda. E nel tuo sito c'è scritto che il vino è l'espressione di un territorio con la specifica identità. Allora ho pensato, che vino è il vino di Roberta Bricolo
E che cos'è che lo caratterizza? Sì, devo dire che hai colto quelli che sono i miei ideali. L'identità territoriale è fondamentale, nel senso che in primis io tengo a valorizzare le varietà di uve autoctone della nostra zona. Pertanto coltivare varietà quali sono la Garganega, la Fernanda, quelle che sono la Corvina, Rondinella, per me è diciamo salvaguardare e valorizzare al massimo quello che la nostra terra dà di unico e che ci distingue da tutti gli altri. Quindi alla fine i nostri vini come sono? Non sono i migliori ma sono unici e pertanto sono un'esperienza incredibile che un cliente, un consumatore, un visitatore può vivere in questa terra. Parallelamente, oltre alle varietà autoctone, parlare di terroir e territorio vuol dire anche valorizzare quello che è la geologia della nostra terra. Hai nominato le colline moreniche, noi appunto siamo a Custozza, tra Verona e il Lago di Garda, una quindicina di chilometri. Le colline moreniche sono il risultato del ritirarsi dei ghiacciai nell'epoca quaternaria. Quindi sono dei terreni estremamente, diciamo, variegati, biancastri, c'è della sabbia, c'è un pH elevato, ci sono delle rocce. Tutta questa complessità di elementi conferisce ai nostri vini caratteri di mineralità e sapidità che sono un altro unicum nel nostro panorama. Ecco perché far emergere il potenziale della nostra terra, letteralmente, coltivando le nostre uve, che si trovano solo qui, la Corvina è solo veronese, chiarisco per chi magari non è del campo, la Garganega c'è qui, è la base del blend del Custozza, la troviamo al massimo a Soave, come base naturalmente per il vino Soave, quindi sono uve che possiamo coltivare e rivendicare ad hoc solo in questo territorio, unite diciamo alla potenza del suolo, proprio del terreno stesso, offre dei risultati a mio avviso sorprendenti e poi estremamente gratificanti anche considerata quella che è il riscontro anche in ambito internazionale. Quindi siamo molto fieri dei nostri vini, della nostra terra in generale. Qui dobbiamo fare emergere il fatto che siamo unici, non è né il migliore, noi siamo unici, la gente deve venire qua perché trova soltanto qua il nostro prodotto. Appunto il vino è sinonimo di tradizione e come si riesce a trovare il rapporto tra tradizione e innovazione, che appunto è un aspetto sempre più richiesto dal mercato? Sì, la tradizione per me è imprescindibile perché si parte sempre dall'esperienza, dalla conoscenza, da quella cultura rurale, la chiamerei, che è l'insieme proprio di storie, di tradizioni, di persone e di esperienze fatte sul territorio. Quindi lo stesso mio ingresso, che fu diciamo 15 anni fa in azienda, con tutta l'umiltà del caso mi sono messa a studiare con agronomo, enologo, quindi studiare non solo la nostra terra, ma quello che è stato il passato della nostra azienda, che è fondata ancora più di 50 anni fa dai miei genitori. Naturalmente ognuno di noi porta con sé scelte personali di stile ed etiche, anche una certa attenzione a quello che il mercato chiede, possiamo dire. Dove va il mondo, qual è anche il punto di bevuta, il gusto, calandoci nel mio campo. Ecco, dal connubio, diciamo, lo sposalizio di tutte queste informazioni per me è stata, per esempio, in termini di innovazioni, la scelta di convertire la mia azienda all'agricoltura biologica, quindi coltivare la vite secondo il metodo biologico. Questo è stato un innovare rispetto alla tradizione e ti dico che sul nostro territorio siamo in 2 aziende certificate biologiche, quindi io coltivo 53 ettari e produco 500.000 bottiglie, quindi non si tratta di piccole porzioni di terreno, ma una scelta molto importante e che ha portato delle conseguenze anche economiche in termini di investimento, perché fare bio costa, peraltro, costa molto in termini di lavoro manuale. Quindi l'innovazione è questa, l'innovazione è anche quella volontà di capire
Che cosa la scienza ci aiuta anche in questo campo? Aiutarci a trovare dei prodotti naturali che possono sempre più essere alternativi alla chimica di sintesi o anche a altri prodotti sempre in questo campo. Ancora innovazione, la tecnica di cantina, la tecnologia, quindi investire di nuovo nelle nostre strutture, nelle aziende, per poter esprimere al meglio quello che la natura ci trasmette. Va da sé che in cantina si dovrebbe lavorare il meno possibile, e anche per non alterare quello che è il prodotto che viene dalla natura, che è tecnicamente per sé sufficiente e perfetto, ecco che l'uomo deve mettere a disposizione la migliore tecnica possibile. Quindi innovazione passa sempre dal rispetto, passa dall'esperienza. Ovviamente è insito in noi cercare di migliorare, e l'innovazione va solo in questa direzione. Per esempio, voler esprimere al massimo il nostro potenziale, capisci? Innovare, per esempio, è assecondare una tendenza di un mercato per un punto di bevuta fresco, fruttato, vinificare vini senza legno, i miei bianchi, andare verso la purezza espressiva, nel tentativo che un consumatore, un cliente, possa riconoscere quelle varietà che sono dietro il bicchiere, dietro l'etichetta, dietro una denominazione. Quindi per me questa è l'innovazione. Ovviamente si studiano anche, per esempio, quello che è sempre in termini di sostenibilità. Il vetro, perché appesantirsi con dei vetri pesanti? Adesso abbiamo i vetri leggeri, quindi sono tante cose che, se uno ha in mente una scelta, una via, possono sostenere questo cammino e arricchire questa esperienza per arrivare a un risultato importante, ecco. Sì, comunque mai tradire la tradizione per pur di vendere, questa è una cosa che non bisogna fare. Assolutamente condivido, anche perché si viene smentiti in breve termine. I clienti, c'è una conoscenza, una consapevolezza in Italia e all'estero, e tanta concorrenza, possiamo dire. Per cui l'importante è mantenere la propria identità. Per questo parlavo anche di identità territoriale, per questo parlavo di terroir. Siamo unici, e senza smentirsi, continuare in questa linea, cercando di naturalmente migliorare in base al progresso tecnologico e alle proprie conoscenze, che evolvono, per fortuna. L'importante è questa tradizione e identità. E come ti spiegavo prima fuori onda, uno degli obiettivi di questa pagina Facebook è raccontare le piccole realtà locali. Adesso ho chiamato piccola realtà la tua, ma sentendo gli ettari che hai non è molto piccola, però diciamo che è limitata come territorio nella zona del Custoza. Certo. E questo è uno degli obiettivi, è far conoscere le realtà locali e incoraggiare le persone a sceglierle per aumentare lo sviluppo dell'economia del territorio. Com'è il rapporto tra i veronesi e le piccole cantine locali? La nostra amata Verona. Per noi Verona evidentemente è il focus, il centro dell'attenzione, è la città di riferimento dove amiamo esserci per orgoglio, per piacere, e naturalmente è molto importante dal punto di vista dell'immagine, come immagine del brand. Dunque ti faccio una premessa per comprendere meglio. La mia produzione di 500.000 bottiglie va per il 40% in Italia e il 60% all'estero. Questo 40% in Italia, io ho una distribuzione, il canale naturale, ovviamente l'Oreca, quindi come hai detto tu, la ristorazione, i bar, le enoteche. Io non sono nella grande distribuzione proprio per il taglio, per la tipologia di vino che produco. Posso dire che nel veronese abbiamo una bella, come si può dire, una buona diffusione dei nostri vini sul territorio, anche in diverse fasce, proprio considerata l'ampia gamma di vini che produciamo, quindi in diverse tipologie di realtà. Perché è importante dunque essere nella città di Verona, essere presenti? In primis proprio per la riconoscibilità anche da parte di importatori esteri che vengono a trovarci sul territorio,
per esempio. Io ti porto la mia esperienza, il piacere che ho avuto di essere stata contattata da un importatore di Boston, ti faccio un esempio, si chiama Ideal Wines, che lui da Boston si è messo in contatto perché in un ristorante di Verona ha assaggiato il mio San Michelin, che è un Cru di Custozza, quindi è stata naturale per lui la scelta proprio successiva alla degustazione. Questo è il massimo. La stessa cosa mi è successa con un altro cliente di New York. Quindi è davvero un'opportunità per noi. D'altra parte, di nuovo, mi metto nei panni anche di un ristoratore. Come noi dovremmo essere una squadra, quindi valorizzare anche per lui le specificità del suo territorio lo rende unico e diverso dagli altri colleghi concorrenti di altre regioni, per esempio. Il bello dell'Italia in campo enogastronomico, sappiamo, è la ricchezza di sfumature, di possibilità, di esperienze, d'accordo? Ogni regione, giocoforza, vince quando propone il meglio di quanto può offrire. Naturalmente poi le carte vini, c'è una disponibilità di tutto in qualunque momento, in qualunque luogo. Tuttavia credo che sia proprio una bella, e sarebbe una bella opportunità lavorare insieme e ancora di più. In questo senso mi permetto di dire, come produttrice di vino Custozza, non sempre si ha una grande soddisfazione nel centro della città, perché io ho avuto occasione di confrontarmi con alcuni ristoratori che non ritengono il caso di inserire in una carta vini un vino Custozza del proprio territorio. Questo è un timore che non sono mai riuscita a condividere. Quando poi gli dico, guarda, questo Custozza qui, nelle degustazioni alla cieca, non solo è un vincente, come puoi vedere dalle carte vini, scusami, dal mio sito internet, tutte le recensioni, ma è sulla business class della Lufthansa. E rimangono un po' così, dire, ma quindi nessuno è profeta in patria, vero? E talvolta al di là del confine si ha un po' più di soddisfazione, però in questo senso non vuole essere a fini polemici, ma è uno spunto di riflessione, perché io invito sempre ad assaggiare prima di farsi un giudizio e dare la possibilità al consumatore di scegliere, perché se tu non lo metti in carta, tu non sai che cosa vuole. E soprattutto la collaborazione, la cooperazione, l'amore per la propria terra vuol dire mettere il broccoletto di Custozza nelle nostre manifestazioni, fare degli abbinamenti, degli agganci tra produttori e tra realtà della distribuzione, le realtà del territorio, quale appunto l'Oreca, che per noi è fondamentale, che a mio avviso la sinergia potrebbe dare ancora più risultati soddisfacenti. Quindi è non solo critiche, ma la speranza è ancora di stringere un rapporto ancora più stretto. Questo vale anche per i ristoratori del Lago di Garda, oppure anche sul Lago di Garda trovi difficoltà? No, il Lago di Garda, ecco, il Lago di Garda è un luogo a sé, anche perché vive in buona parte anche del turismo del nord, parliamo in primis della Germania evidentemente. Sono tutto sommato quasi più aperti come mentalità, nel senso che loro devono veramente offrire al turista che cerca, perché c'è domanda del mio vino, c'è domanda di Lugana, di Soave, di Chiaretto, lo straniero vuole provare tutto e sul lago io non vedo delle reticenze, delle restrizioni, dei timori a prioristici, ecco. Pertanto sono fiduciosa e ben disposta, io ho una buona distribuzione, una bella collaborazione, quindi non temo l'esclusione, è solo così convincere chi è restio, si deve anche un po'
aggiornare, assaggiare, frequentare le aziende del territorio, le aziende di famiglia e chi lavora seriamente. Ecco, non rimaniamo ancorati al passato, perché ne è passato di tempo. Infatti è una frase che ormai è diventata purtroppo un must in questa trasmissione, che si va avanti così perché si è sempre fatto così. Questa non può portare che altro che all'implosione del mercato se non portiamo un po' di innovazione, anche perché il cliente, quando è a tavola, è pronto ad ascoltare e provare le nuove cose. Quindi anche sta molto nel cameriere a presentare i prodotti, anche se il cliente non lo conosce e non lo chiede, però se il cameriere glielo presenta e glielo propone, il cliente lo prova. Quindi assolutamente così. Quindi bisogna migliorare la cultura dello spiegare, del raccontare, perché il piatto non va portato in tavola, ma il piatto va raccontato, va spiegato, va con tutto il territorio che lo circonda. Ecco Roberta, io ti ringrazio per questa tua disponibilità, questi 20 minuti trascorsi insieme, e ringrazio per tutte queste informazioni che ci hai dato sul tuo vino di Custozza, e spero che le persone che ci abbiano seguito possano curiosare, venire a vedere sul tuo sito. Anzi, io invito, ti interrompo, scusami. Sì, vai. Invito tutti gli ascoltatori veramente a scriverci se hanno il piacere di visitare la cantina per curiosità, per una breve gita con la famiglia, in amicizia. Noi siamo aperti proprio a raccontare di noi. Vuole andare a farsi una passeggiata in vigna, vuole vedere come funziona davvero, quali sono i processi della vinificazione. È un piacere condividere il nostro lavoro. C'è tanto impegno, ma anche la volontà di ospitare, veramente, far provare qualche esperienza di cultura rurale di cui parlavamo prima. La grande parola ospite. Non sei un cliente, non sei un turista, sei un ospite. Ti apro casa mia e ti faccio vedere quello che sto facendo. E ti ringrazio ancora Roberta, io invito tutti i nostri persone che ci seguono a seguirci anche domani sera. Domani sera parleremo della città di Peschiera del Garda e delle sue mura e dei suoi aspetti storici, e rinnovo a tutti a seguire la pagina Facebook Economia Forte e Futuro Migliore. Grazie Roberta e buona serata a tutti. Ciao Matteo, buonasera a tutti. Grazie.